pochino più in alto, un po' più alto. Cominciamo. A me non interessa. Anzi, è un esperimento. Perché, sai, nel titolo c'è un po' lungo il titolo, ci servono gli hashtag, essere trovati, l'algoritmo se no ti dimentica. Ho voluto fare uno esperimento proprio. Cioè il titolo proprio deve essere niente. Perché questo video se lo meritano gli amici bellini, quelli là iperfedeli, iscritti al canale Telegram. È una cosa tra di noi. Giuditta Marciano, per esempio, benvenuta. Se sei nuovissima, insomma, non lo so se ti è capitato di vedere altri video, iscriviti al canale. Cioè, se sei iscritta al canale, iscriviti al canale Telegram, così non ti perdi niente. E per tutti gli altri, insomma, io non. Ieri, io dico, in queste ore sta firmando per il Valencia. E qua io vi dico una cosa, la apriamo la parentesi e non la chiudiamo. Da oggi, cioè a partire da domani, aspettiamoci rumors di calciomercato che vengono dalla Spagna. Il Valencia è interessato a Fabian Ruiz, Sadem Pem, Lobotka, il ritorno di Lobotka. Perché? Perché arriva Gattuso e Gattuso chiederà tutti i giocatori del Napoli per il Valencia. Questi sono i rumor che usciranno, io ve li anticipo, quando esce voi mi scrivete, è uscita la cosa, lo sappiamo. E già ieri notte praticamente, cioè nel mattino italiano, e facciamo nel mattino, ma no, non volevo fare la battuta, perché oggi è il 2 giugno, la festa della Repubblica, no, del mattino. Fate ridere, tu non fai ridere, io sono cringe, quindi nel mattino già italiano, che era notte in America mentre io facevo quel che fare, già mi stavano arrivando decine e decine di lire, gli amici bellini che mi scrivevano in privato, è arrivato, abbonati, le cose, cioè, ci siamo, quindi praticamente 1, 2, 3... ma poi alla fine sono tutti uguali, l'unico che è un po' diverso è quello là della Fiorentina, perché sembra anche un po' piccato, no? E però dice il giocatore del Napoli. Poi nei vari rumor, ovviamente se dal mattino parte la notizia, perché tutto il resto dei siti, sitarelli e blog riportano e dicono il mattino dice che. Quindi il mattino si deve prendere la paternità dell'opera, però non avevamo alcun dubbio. Io ho detto Demme, non ho pensato subito a Mertens, perché Mertens io lo vedo talmente proiettato su altri lead, cioè non lo vedo andare a Valencia sinceramente, lo vedo magari una squadra anche un po' più forte, ma lasciamo perdere, anzi no, Mertens ci hanno detto, sono mesi che ci hanno detto come, quando De Laurentiis è andato a casa per parlare del rinnovo, il bambino eccetera eccetera, è fatta, ricordatevi che i giornalisti hanno detto è fatta, cioè è sicuro, oramai è fatta, hanno detto, quindi noi fiduciosi aspettiamo che sia fatta il rinnovo di Mertens, e quindi mi dispiace che tu non te lo puoi pigliare a Mertens, perché fiduciosissimi. Però pure Zielinski, è bello Zielinski, perché si doveva parlare di un'offerta di Zielinski, ma non era il Bayern di Monaco con i 30 milioni, non se l'hanno pigliato, non ancora. Quindi era prevedibile anche che... noi andiamo live stasera, c'è il promemoria già pronto, quindi tra pochissimo, Azzarri. Era prevedibile insomma che uscisse questa cosa, come era data anche la notizia Bakayoko, Gattuso va là Bakayoko, perché dove va Gattuso si deve muovere Bakayoko appresso, il segretario personale, non c'era dubbio. Poi ovviamente quelli della Fiorentina dicono mo si vuole pigliare pure Torreira, perché c'è il problema Torreira così, e quindi perché loro stanno tutti arrabbiati con Gattuso eccetera eccetera. Altri articoli che parlano solo del veleno, va bene, perché oramai questo è.
questo è il livello, ragazzi. A me sembra, perdonatemi insomma il paragone, a me sembra che gli youtuber, non gli youtuber in generale, cercano di alzare il livello e di fare i giornalisti, e i giornalisti stanno facendo gli youtuber, cioè dicono cose, non usano nemmeno più il parrebbe, cioè Gattuso vuole, cioè Gattuso era a Singapore a parlare del contratto così, già deciso, quindi tu che ne sai, cioè voi avete le orecchie a Castelvolturno, va benissimo, il mattino ci aveva inviati a Singapore a sentire le richieste di Gattuso. Oppure sono tutte telefonatucce, che può essere, le fonti si possono arrivare dappertutto, quindi Gattuso ha chiesto proprio subito, vuole Dem, Zielinski e Mertens, altrimenti non firma proprio, non firma, perché Mendes non voleva i giocatori di Mendes, Gattuso, vabbè. Quindi è una battuta, cioè, per quanto riguarda l'Italia, ragazzi, io non l'ho vista, ho sentito per radio il finale, quindi non ve la posso commentare questa notizia, perché cioè la partita non ve la posso commentare. Da quello che ho sentito è stato imbarazzante, l'inferiorità dell'Italia è stata imbarazzante, un Messi in formato mondiale che scappava da tutte le parti. Ho visto, ovviamente mi hanno mandato le foto di Di Lorenzo che si prende, c'è la scaramuccia, perché poi Di Lorenzo gli fa un falletto che qualcuno definisce anche di frustrazione, ma sinceramente è vero che Messi se n'è andato da tutte le parti e il povero Di Lorenzo non poteva farci niente, sinceramente. Ma prendersela con Di Lorenzo mi sembra, cioè, gioco terzino, gioco centrale, gioco di là, gioco tutto là, non è che gli possiamo chiedere niente di che, però a quanto pare è stato anche indicato come uno dei pochi che almeno ci ha messo quella dignità, quella voglia di non farsi irridere, perché dagli highlights non si vede, ma in radio io ho sentito che a un certo punto la Melina, Iolè, la Foca, quegli altri, cioè veramente ci hanno umiliato tecnicamente, e poteva essere molto più largo, perché poi dagli highlights si vede che Donnarumma fa anche delle belle parate, quindi poteva essere anche molto più largo il risultato. Non era un amichevole, sappiatelo, la finalissima si chiama, e c'era il trofeo Maradona per lo mezzo, non si è giocato allo stadio Maradona di Napoli, e quindi peccato. L'Italia ovviamente sì, si può parlare delle assenze, non c'era Verratti, non c'era Chiesa, non c'era Insigne ovviamente, però chi è la punta dell'Italia, l'attaccante? Perché io ho detto una cosa anche in forma di provocazione: questa squadra probabilmente la devi affidare ad Allegri, gli fai fare un catenaccio allegriano come si deve, perché l'Italia storicamente così vince. La rivoluzione di Mancini non ha veramente funzionato, ma non perché non si possa fare, ma perché in questo momento storico non credo che abbiamo i giocatori di qualità per imporci sugli avversari con tecnica, prendersi il pallone e decidere quando gli avversari sono piccoli. Perché sì, l'Italia ha fatto una striscia di vittorie consecutive, sì, ma tutte squadrette un pochino. Poi col Belgio una bella gara, ricordiamo il gol di Insigne, tiraggiri eccetera eccetera, e il resto dei risultati che ci hanno portato all'Europeo onestamente presa un po' per i capelli. Quindi può essere che storicamente, ragazzi, l'Italia deve fare questo, ti difendi, contropiedacci. Però i contropiedacci è una cosa, e quando c'hai delle punte importanti, un Inzaghi, un Vieri, uno Schillaci, non ce l'abbiamo più. Mo ci si deve affidare a Scamacca, che magari diventerà un giocatore importante, però capite, poca roba. Purtroppo Immobile non ha inciso nella nazionale, sebbene in Italia, sempre la solita cosa, il campionato italiano è scarso, perché nel campionato italiano si incide mentre è scarso, probabilmente, il campionato italiano. E mi pare che abbia parlato pure il presidente del Lecce, una cosa del genere, dice: noi facemmo 35 punti, se era quest'anno ci saremmo salvati, mentre insomma, ragazzi, è scarso, il campionato italiano è scarso, e si riflette sull'Italia, e noi live stasera parliamo un pochino di prospettive, di orizzonti, parliamo del futuro, presentiamo, non è che possiamo presentare la stagione perché il mercato è appena cominciato, il mercato è bello lungo, ma teniamo tutti questi dubbi da diramare tra rinnovi, tra scelte societarie, l'allenatore eccetera eccetera. Sarri ha rinnovato
con la Lazio, ma ci interessa poco. Noi dobbiamo guardare i fatti nostri da New York. Valerio Fluido è tutto, vi bacio forte e ci vediamo. Dove sta? Giuditta, vieni live, ci vediamo live tra pochissimo con Guido Gentili, dai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.